Mister, è difficile trovare difetti oggi al Verona, la partita è stata azzannata e poi non è stata più mollata dopo l'1-0. Ci tenevamo tanto, le ragazze ci tenevano tanto, tutto lo staff ci teneva, la società anche, perché abbiamo avuto un infortunio un po' brutto in settimana di Cappucci e ci tenevamo a far bene e diciamo la vittoria è meritata. Quanto era importante per l'Hellas ritrovare la vittoria dopo questa serie di pareggi che magari non vi potevano fare completamente contenti? Tantissimo, era molto importante tornare alla vittoria, però come abbiamo detto ci tenevamo soprattutto per la nostra compagna Laura, quindi brave le ragazze perché hanno creato tanto, hanno fatto anche gol, quindi siamo tutti contenti. C'è una cosa che le è piaciuta in particolare al di là del risultato? Ma il primo tempo abbiamo fatto un pochino fatica perché loro si chiudevano bene, chiudevano tutti gli spazi, poi nel secondo tempo abbiamo fatto meglio perché facevano girare di più la palla più velocemente, abbiamo trovato anche dei bei gol, quindi ripeto, bene, siamo contenti e pensiamo alla prossima. Grazie. Alessia, segno in un'altra domenica, sei salita in doppia cifra in classifica marcatrici, non nel tuo gol ma in quello di Dalla Giacomo abbiamo visto una dedica. Sì, oggi era importante vincere, volevamo questa vittoria soprattutto per Laura e quindi siamo contente, questa partita va a lei. Il Verona si dimostra forte in casa, non ha mai perso, oggi avete gradito soprattutto il secondo tempo. Sì, abbiamo avuto tante occasioni anche nel primo tempo, purtroppo non siamo riusciti a concretizzarle, però nel secondo siamo entrate più convinte e siamo riusciti a chiudere la partita, quindi sono molto contenta. Al risultato acquisito si è visto anche del buon calcio, avete giocato in scioltezza. Sì, abbiamo giocato bene, abbiamo fatto quello che proviamo tutte le settimane, quindi questo deve essere un punto di partenza per questo 2024 per continuare a vincere, comunque fare delle grandi prestazioni. Mister, oggi è una sconfitta pesante per la San Marino Academy, qual è stata la tua lettura a caldo? Sì, sconfitta pesante nel punteggio che è sempre meglio di cercare di evitare perché poi lascia magari qualche strascico, no? Però ero consapevole che andavo ad affrontare una squadra con una determinazione, una prontezza probabilmente superiore alla nostra in questa fase del campionato. Abbiamo cercato lo stesso di opporci con le nostre qualità e ci siamo riusciti per un tempo intero sostanzialmente e poi alla lunga sono venuti fuori i valori di un Hellas che ho sempre detto per me è una squadra forte e quindi il risultato è meritato. Sarà importante adesso per la tua squadra subito resettare i pensieri perché la prossima giornata vi mette di fronte a un altro impegno importante. Sì, abbiamo il Brescia in casa, a gennaio non siamo ancora riusciti a vincere una partita in casa, per cui direi che è una domenica da preparare con molta attenzione e con la voglia massimale di tornare a prendere i 3 punti.